Ha partecipato stamattina al vertice in prefettura per il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza Provinciale il sindaco di Crotone, a cui la notte di sabato hanno bruciato l'automobile. La Mercedes classe B era parcheggiata sotto l'abitazione di Vallone. Un fiume di solidarietà si è riversato sul primo cittadino crotonese. Ieri intanto si sono riuniti i vertici provinciali del PD che hanno condannato l'episodio definendolo come un atto di terrorismo. La legalità è la precondizione di ogni democrazia e di ogni possibilità di crescita. Se non c'è la legalità, non c'è libertà e non c'è democrazia. È stato questo uno dei passaggi dell'intervento del Presidente della Camera Gianfranco Fini nel corso della sua prima visita a Reggio Calabria, in un immobile confiscato all''ndrangheta. Per Fini è necessario che i giovani che vogliono vivere liberamente nella loro terra si impegnino innanzitutto per liberarlo, con una passione decisa ed efficace, dalla criminalità. Legalità e cultura della legalità, e questo è il tema dell'incontro promosso dal Lions Club Catanzaro Host in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Presenti il presidente del Lions Salvatore Virgilio Conte, che ha visto come principale relatore del presidente emerito della Corte Costituzionale e membro del Consiglio Superiore della Magistratura Annibale Marini. L'intento è quello di educare alla legalità fin dalla primissima età e richiamare la pubblica amministrazione all'ascolto proficuo delle istanze della collettività. Brutto incidente, fortunatamente con conseguenze non gravi, ieri pomeriggio sulle bretelle del Calo Pinace. Per cause ancora da accertare, un SUV ha urtato durante la marcia una Peugeot 106, andando a finire contro la ringhiera esterna. Il conducente ha perso completamente il controllo del veicolo e l'auto è finita nel torrente sottostante. Per lui solo 30 giorni di prognosi. A Catanzaro ieri, lungo Viale De Filippis, poco dopo le 23:30, c'è stato un altro incidente stradale con 6 feriti, di cui nessuno però in pericolo di vita. 2 le auto distrutte. Pioggia di intermittenza su tutta la regione, temperature rigide e neve in Sila, con oltre 1 metro in diverse zone, ed anche sul Pollino e sull'Aspromonte. Questo è il bilancio del maltempo in Calabria, che dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. Sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, in particolare per chi percorre i tratti montani, è previsto l'obbligo delle catene a bordo ed in alcuni casi, in presenza dell'allerta meteo con annunciate precipitazioni nevose, i mezzi pesanti diretti a nord vengono fatti uscire allo svincolo di Sibari nel Cosentino. Valerio Donato, ordinario alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catanzaro, ha rinunciato a concorrere alla candidatura a sindaco di Catanzaro. Lo ha reso noto il centrosinistra. La coalizione, è scritto in una nota, verificherà tutte le ulteriori candidature che, disponibili da subito, consentano al centrosinistra di dispiegare la sua piena potenzialità in piena e totale coerenza dei suoi rappresentanti. Il sindaco uscente Rosario Livo del centrosinistra ha da tempo annunciato la sua non ricandidatura. Il presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico consegnerà martedì una borsa di studio della presidenza dell'Assemblea in favore di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia di Petilia Policastro, uccisa e sciolta nell'acido. A ritirarla sarà la zia, dato che Denise vive in una località segreta sottoposta a protezione, perché ritenuta nel mirino dell''ndrangheta. Del rapimento e dell'assassino della donna, avvenuto a Milano nel novembre del 2010, è accusato l'ex convivente Carlo Cosco. Attrezzare tutte le scuole di un punto di primo soccorso e formare adeguatamente il personale docente affinché quello che è successo a Sergio non si verifichi mai più. Lo chiedono gli zii di Sergio, il bambino di 9 anni morto improvvisamente alcuni giorni fa, mentre era a scuola a San Marco Argentano, riproponendo l'iniziativa avviata dai genitori del bambino. Lo ha reso noto il coordinatore del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli.